A tutti un buon pomeriggio di nuovo da parte mia, Edoardo, un saluto a tutti voi e bentrovati dalla Monte Nuoto e Montebelluna Nuoto, società organizzatrici di questo evento. È la quarta sessione di gare, secondo pomeriggio di finali del 25esimo Memorial Internazionale di Nuoto Chiara Giavi, secondo trofeo Giovanni Menegon. E quindi ci ritroviamo qui alle piscine Chiara Giavi di Montebelluna. Un saluto a chi ci segue anche in streaming sul sito ufficiale del FIM Veneto e sul canale YouTube. Ci sono da assegnare le ultime medaglie, le gare nuotate questa mattina nelle batterie, le finali di questo pomeriggio. Abbiamo i 400 stile libero in apertura e quindi il primo blocco di premiazioni come ieri, poi 100 farfalla, secondo blocco di premiazioni. Dopo i 100 farfalla, ricordo la classica cerimonia di consegna delle borse di studio, per poi proseguire nell'ordine con i 100 dorso, 200 rana e 100 stile libero. Al termine le premiazioni speciali, il secondo trofeo Menegon, le migliori prestazioni tecniche e le premiazioni di società nel Memorial Chiara Giavi. Questo quindi il menù del pomeriggio. Andiamo subito a salutare, ringraziare e presentare la giuria che vedete a piano vasca, a partire dai giudici arbitri in maglia blu, che sono Loris Vittoria di Treviso e Paola Belloni di Trento. Preziosissimi, importantissimi come sempre gli starter in maglia rossa per il settore femminile di Treviso, Tommaso De Bortoli. E per il settore maschile di Treviso, Mirko Antoniol. Coadiutore della giuria è Francesco Bertola di Verona. E ringraziamento anche alla squadra dei cronometristi, associazioni e sezioni di Venezia e Treviso, il direttore del servizio Enrico Zucchetta e il medico di servizio, il dottor Roberto Pivetta.
Bene, allora direi che è tutto pronto lato nostro, ringraziamo la giuria, un grandissimo in bocca al lupo e buon divertimento a tutti. Ringrazio come sempre Luca, il DJ qui al mio fianco, e quindi ci prepariamo per dare il via subito con due finalone pesanti, quelle dei 400 stile libero femminili e maschili. Ricordo, subito avremo poi le due relative premiazioni. E allora direi che possiamo aprire le danze e chiamare in piano vasca le prime protagoniste di oggi. 400 stile libero, donne. In corsia numero 1 Alice Del Campo, Triestina nuoto. Alla 2 Gemma Sfoggia, Montebelluna nuoto. Corsia 3 Elena Savian, Gymnasium Pordenone. Alla 4 Elena Pravato, nuoto Venezia. Corsia 5 Maria Viscardi, Idro Soderzo. Alla 6 Sofia Conte, Idro Soderzo. Corsia 7 Vittoria Urbanetto, Antares nuoto. Corsia 8 Elena Pavan, Cusudine. In acqua allora questa finale, il record del Memorial del lontano 2008 di Roberta Ioppi, 4, 7 e 26. Miglior tempo in batteria questa mattina in corsia 4 Elena Pravato, nuoto Venezia. Season best a Mestre 8 dicembre, 4, 13 e 71. Specialista di queste gare del dorso, atleta con un passato in nazionale giovanile, Coppa Romen 2015, 2 medaglie d'oro, un bronzo individuale. Al suo fianco Elena Savian, più giovane, del 2009 per Gymnasium Pordenone, suo migliore quest'anno a Trieste, 4, 15 e 52. E in questa gara dei 400 stile libero, argento ai criteri in vasca corta e argento in Common Cup a Limassol nell'estate 2024. Si staccano rispetto al resto della vasca subito queste due atlete, Elena, le due Elene appunto, Pravato e Savian. Prossima virata sono i 150. Coppia di testa quindi, Savian davanti con Pravato che insegue, e poi un'altra gara, quella sembrerebbe essere per la medaglia del bronzo, con Viscardi alla 5, Conte in corsia numero 6. Ancora mantiene leggermente il vantaggio Elena Savian.
in corsia numero 3 alla virata dei 200 metri età gara. Presente in questa finale una delle più giovani del 2010, Gemma Sfoggia, insieme ad Alice del Campo 2010 in corsia 1. Gemma per Montebelluna, ricordo vincitrice di 2 medaglie di bronzo ai categorie estivi 400 e 1500. 87 centesimi il delta a favore della Savian sulla Pravato, e poi dietro Maria Viscardi a consolidare la sua terza piazza. Prossima virata 300. Fotocopia questo tratto, 32,2 per entrambe, rimane invariato il distacco a 9 decimi. Maria Viscardi 33,81. Ancora ne ha la portacolori del Gymnasium di Pordenone, direi che sale oltre il secondo il suo margine di vantaggio, addirittura 1,76, e quindi le ultime energie da spendere. Oltre l'argento sui 4 c'è stata anche l'argento sui 200 stile libero ai criteri, il titolo di 4x2 in Mediterranean Cup. Qui è dominio e vittoria più forte nei secondi 200 metri. Vediamo anche il confronto con il suo migliore dell'anno, 4:15:52. Vince il titolo in questo sabato 4 gennaio, 4:13:75. Aggiorna il suo migliore stagionale ed entra nella top 25 assoluta femminile. Elena Pravato 4:16:56, Maria Viscardi terza 4:25:29. Ragazze, liberate pure la vasca, vi ricordo di rimanere vicini al podio per cortesia, Elena e Maria, perché c'è solo una finale e poi subito la vostra premiazione. E allora chiamiamo gli atleti. 400 stile libero uomini. In corsia numero 1 parte Lucas Erhardt, Sport Club Meran. Alla 2 Diego Molinari di Sauro Nuoto Team. Corsia 3 Philip Lindner, Sport Club Meran. Alla 4 Alessio Sartoretto, Idros. Corsia 5 per l'Idros, il bronzo ai criteri sui 200 misti, Samuele Ostanello. Alla 6 Matteo Munerotto, Wisp Bologna. Corsia 7 Federico Paoli, Triestina Nuoto. Alla 8 Pietro Cappellari, Wisp Bologna. In acqua allora questa finale del settore maschile, il record del 2009 di Federico Colbertaldo 3:41:05. Miglior tempo questa mattina in corsia 4 Alessio Sartoretto 4:4:24, Samuele Ostanello 4:4:87, molto nascosti ovviamente
Non c'era bisogno di spingere questa mattina per l'ingresso alla finale. Ostanello, che è un migliore quest'anno, al 9 novembre a Genova, la Sciorba 3:52,90. 26,42 il suo tratto d'apertura, siamo già ai 100 metri. (55,27) Samuele Ostanello, Filip Lindner 56,06, Matteo Munerotto 56,78. Ricordo ancora al termine della finale adesso in acqua le due premiazioni dei 400 stile libero. Prossima virata sono i 150 metri e inizia a scappare via Samuele Ostanello, piazza lì un altro sotto 30, 29,57 nello specifico. Filip Lindner 30,13, Matteo Munerotto 29,97. Passaggio ai 200, 1,54,77, 29,93 l'ultimo 50, dietro sempre Filip Lindner, ma si è avvicinato tantissimo, solo 3 centesimi Matteo Munerotto in corsia 6. Ancora di pochissimo sotto, 29,96 con Matteo Munerotto in rimonta, 29,09, un po' come è accaduto ieri sui 200 stile libero, dove Ostanello è scappato via e poi Munerotto ha recuperato il parecchio nell'ultima parte di gara. Vediamo adesso il distacco, prima era 1,31, aggiornamento ai 300. Si riduce e scende di qualche centesimo a 1,18, 29,88 Samuele, porta via un 29,75 Matteo. Vediamo se ne avrà per provare a rientrare o meno. Il vantaggio e il margine è ancora ampio e consistente, 350 adesso. Si riprende quel decimo perso in precedenza, 29,5 contro il 29,6. E quindi le ultime energie, le prime medaglie del settore maschile assegnate in questo pomeriggio. Samuele Ostanello in corsia numero 5, rimane davanti e ferma il cronometro a 3:52,43, quindi migliore stagionale per lui. Stesso discorso per Matteo Munerotto, 3:53,17, poi completa il podio Filip Lindner con 3:59,73. Anche per voi ragazzi, se tutto ufficiale e confermato, vi chiedo per cortesia di rimanere vicini al podio. Grazie. E quindi liberiamo il piano vasca e facciamo spazio alla zona podio, perché siamo pronti per andare a consegnare le prime medaglie di questo pomeriggio e ovviamente per premiare i 400 stile libero abbiamo Federico Colbertaldo, presidente Montebelluna Nuoto, accompagnato da Angelo Ceron, componente del comitato Chiara Giavi.
Cerimonia di premiazione dei 400 stile libero femminili. Al terzo posto, medaglia di bronzo per l'Hydros, Maria Biscardi. Seconda classificata e medaglia d'argento per nuoto Venezia, Elena Pravato. Il primo posto, medaglia d'oro, vincitrice dei 400 stile libero femminili col tempo di 4:13:75 per Gymnasium Pordenone, Elena Savian. Cerimonia di premiazione dei 400 stile libero maschili. Terzo classificato, medaglia di bronzo per Sport Club Meran, Philipp Lindner. Al secondo posto la medaglia d'argento per CN Wisp Bologna, Matteo Munerotto. Allora ce l'abbiamo, lo vedo, Philipp Lindner che raggiunge il gradino numero 3, al secondo posto Matteo Munerotto e al primo posto vittoria, medaglia d'oro e titolo col 3:52:43 per l'Hydros, Samuele Ostanello. Grazie ragazzi per la vostra disponibilità al podio, ringraziamo Angelo Ceron e Federico Colbertaldo e quindi possiamo riallestire il piano vasca, rimettere al loro posto le sedie dietro i blocchi e prepararci per entrare nel secondo blocco e chiamare quindi in piano vasca le finaliste dei 100 farfalla ragazze. In corsia 1 Nina Franca, Sport Village. In corsia 2 Montebelluna Nuoto, Eva Battaglia. Corsia 3 Anita Sfoggia, Montebelluna Nuoto. Alla 4 Giada Cattarini, Triestina Nuoto. In corsia 5 Linda Vendramini, Hydros. Alla 6 Iris Simioni, Centro Nuoto Le Bandie. Corsia 7 Federica Bizzotto, Città Sport Vicenza. Corsia 8 Anna Contri, Nuoto Azzurra. Allora ovviamente incidente tecnico al dispositivo di partenza, quindi ripetuta regolarmente la partenza di questa finale della categoria ragazze con tutte le 8 atlete: Franca, Battaglia, Sfoggia, Cattarini, Vendramini, Simioni, Bizzotto e Conti.
E allora partita questa finale della categoria ragazze, record di Angelica Cappelletto 1:2:87. Miglior tempo in batteria Giada Cattarini in corsia 4, Triestina nuoto, sotto l'1:7 anche Linda Vendramini Idros in corsia 5. Sono loro due quindi le favorite insieme ad Iris Simioni, centro nuoto Le Bandie, che ci prova dalla corsia numero 6 e si prende il passaggio a metà gara, la portacolori appunto del centro nuoto Le Bandie davanti alla coppia di testa con Linda Vendramini, che ora prova a sfruttare al meglio questo terzo 25, rientrare, sorpassare e prendersi la vetta a una vasca dalla conclusione, seguita ed attaccata da Giada Cattarini in corsia centrale, e quindi la volata finale per l'assegnazione del titolo. Linda Vendramini, Idros in corsia 5, Cattarini alla 4, al tocco vediamo in allungo chi la spunta sul filo dei centesimi ed è Giada Cattarini con l'allungo finale, passa davanti 1:5:15, Linda Vendramini scende in seconda posizione 1:5:20 e terza Anita Sfoggia con 1:6:00. Ragazze, liberate pure la vasca e noi chiamiamo i prossimi protagonisti. 100 Farfalla ragazzi 2011. In corsia 1 Antonio Cussig, nuoto gemonese. Alla 2 Francesco Coronna, Triestina nuoto. Corsia 3 Nicolò Barni, Futura Club Prato. Corsia 4 Mattia Colla, Onda Blu. Corsia 5 Nicolò Di Piazza, Gymnasium Pordenone. Alla 6 Simone Cancasingi, Nottoli nuoto 74. In corsia 7 Gianmarco Carraro, Idros. Alla 8 Francesco Abate, Project Sport. In acqua quindi con i più giovani del settore maschile, gli atleti del primo anno ragazzi, nati nel 2011. Mattia Colla in corsia numero 4 ha dimostrato la sua superiorità già dalle batterie della mattina, 1:1:73 per prendersi largamente la corsia numero 4, e allo stesso modo in questo pomeriggio apre con un vantaggio gigante 27:90 dopo le prime due vasche di gara. Quindi Francesco Caronna 30:29, Nicolò Barni 30:45, dietro si battaglia per le posizioni del podio numero 2 e numero 3, là davanti invece è una solo in solitaria in arrivo, una gran bella prestazione qui nella vasca di Montebelluna, è Mattia Colla a vincere questa finale con l'ufficioso di 60:74. 60:74 per Mattia Colla. Simone Canchisingi, Nottoli 1:4:37, Nicolò Barni per un centesimo terzo 1:5:29, su Caronna quarto 1:5:30. E allora dalla categoria ragazzi primo anno passiamo alla categoria ragazzi secondo e terzo anno.
In corsia numero 1 parte Edoardo Balzano, Città Sport Vicenza. Alla 2 Leonardo Botteon, Nottoli Nuoto 74. In corsia numero 3 Nicolò Cappellini, SC Nuoto. Alla 4 Giovanni Manià, Triestina Nuoto. Corsia 5 Edoardo Dall'Acqua, Idros. Alla 6 Marco Ceschin, Nottoli Nuoto 74. Corsia 7 Riccardo Moro, Centro Nuoto Le Bandie. Alla 8 Alessandro Rumiato, Padova Nuoto. In acqua questa finale, record del 2012, Mattia Zuin 55,93. Giovanni Manià in corsia 4, Triestina Nuoto, miglior tempo in batteria. Edoardo Dall'Acqua subito dietro in corsia 5, vediamo il passaggio a metà gara, 3 atleti sulla stessa linea praticamente, forse in corsia 3 leggermente davanti Cappellini, ma si tratta davvero di pochissimi centesimi, anzi è Manià davanti su Cappellini e Dall'Acqua. Siamo quindi adesso ai 75 metri di gara, ancora Nicolò Cappellini, SC Nuoto, Giovanni Manià, Triestina, testa a testa per il titolo, ragazzi maschi, corsia numero 3, 4 e 5, vediamo al tocco della piastra Giovanni Manià. Giovanni Manià 58,19, Edoardo Dall'Acqua 58,46 per un centesimo su Nicolò Cappellini 58,47. Quindi ragazzi, anche a voi chiediamo gentilmente di liberare la vasca e noi chiamiamo le finaliste dei 100 farfalla junior femmine. In corsia numero 1 Martina Maxuti, Sporting Lodi. In corsia numero 2 Noemi Conte, Idros. Corsia 3 Cecilia Riversi, Sport Village. In corsia 4 Martina Darici, Montebelluna Nuoto. Corsia 5 Alissa Ongaro, Rarinantes Venezia. In corsia 6 Giulia Magrin, UIS Bologna. Alla 7 Anna Guerra, Idros. Alla 8 Sofia Pavesi, Sporting Lodi. In acqua la finale junior femmine, il record del Memorial di Anita Bottazzo 1:1:19. Corsia centrale Martina Darici, Montebelluna Nuoto, su Alissa Ongaro, Rarinantes Venezia, cuffia blu per la prima, cuffia verde per la seconda, vediamo ai 50 metri. Anche qua appaiate, davvero vicine loro due, in attesa del tempo a tabellone che compare 30,08 per Martina, Alissa 30,17, un po' più staccata dietro Giulia Magrin, e quindi torniamo a focalizzarci là sulla coppia di testa, perché è ancora tutto apertissimo per quanto riguarda la vittoria.
Alissa Ongaro in corsia numero 5 a scappare via e a quindi a vincere in trasferta questa gara. Si impone con 1.04 e 55 sull'atleta di casa Martina, che è seconda, e con 1.05 e 56, anzi due atlete seconde perché il tempo è lo stesso, quello di Martina e quello di Giulia Magrin, entrambe medaglia d'argento, 1.05 e 56. E quindi non ci si ferma e si va dritti dritti con un'altra finale, 100 Farfalla junior maschi. In corsia 1 Daniel Mantellato, San Vito nuoto. In corsia 2 Mattias Dinca, onda blu. Corsia 3 parte Davide Dalpan, onda blu. In corsia 4 Federico Tormena, nottoli nuoto 74. In 5 Davide Masut, Ravinantes Venezia. Alla 6 Vladimir Fetisov, idro soderzo. Alla 7 Matteo Foresto, idro soderzo. In corsia 8 Diego Molinari, Sauro nuoto team. In acqua la categoria junior, record di Martino Lucatello 2012, 53 e 25. Federico Tormena in 4 per il Nottoli questa mattina al miglior tempo, e questo pomeriggio, a differenza della finale precedente, c'è subito un bel solco scavato, 26 e 00, 8 decimi abbondanti su Davide Masut, 26 e 85. Davide Dalpan dietro con 26 e 91, di nuovo di là al lato dei 75 metri, l'ultima subacquea che mette nella vasca conclusiva Federico Tormena. Nottoli nuoto 74, nettamente si va a prendere il titolo junior maschi con il riferimento cronometrico doppio 5, doppio 7. Davide Masut 57 26, Davide Dalpan 57 e 61. E allora, dopo gli junior, è il turno dei cadetti senior. Chiamiamo la finale dei 100 farfalla assolute. In corsia 1 Giulia Maria Vedovato, Idros. Alla 2 Caterina Taucher, nottoli nuoto 74. In corsia numero 3 per il Gymnasium Pordenone, specialista di questa gara e doppio argento giovanile, Letizia Facca. Alla 4 Alice Groppo, Montebelluna nuoto. In corsia 5 per Wisp Bologna, Martina Pizzotto. Alla 6 Giada Piccoli, nottoli nuoto. In 7 Linda Frascoli, team Legnano Nuoto. Alla 8 Arianna Pasquale, Città Sport Vicenza.
Nuova finale in acqua, record di Cristina Maccagnola del 2009, 59,72. Corsia 4, atleta di casa e più esperta del 2002, Alice Groppo, le più giovani nelle corsie adiacenti, Martina 2008 alla 5, Letizia 2007 in terza corsia, Giada 2008 in corsia numero 6 a prendersi direi il passaggio al giro di boa, la portacolori del Nottoli nuoto 74, 28 e 77, Alice Groppo 29,05, Caterina Taucer in terza posizione provvisoria. Vediamo adesso come va a cambiare la situazione, il rientro di Martina Bizzotto e di Letizia Facca che provano ad inserirsi ancora in ottima posizione. Giada Piccoli in sesta corsia agli ultimi 5 metri con anche alla 4 che rientra Alice, vediamo al tocco chi la spunta sul filo e la suspense con il LED che ci dice corsia 6 Giada Piccoli 1,01 e 94, un decimo davanti ad Alice Groppo 1,2,4 centesimi e Letizia Facca rimonta fino al terzo posto 1,02 e 23. Gran bella finale questa, decisa sul filo per pochissimo. Ragazzi, vi ricordo che il blocco si sta concludendo e quindi tutti i premiati della farfalla invitati in zona premiazione. Completiamo con la finale assoluta maschile, ovviamente 100 farfalla. In corsia 1 Patrick Battistella, Ginnasium Pordenone. In corsia 2 Leonardo Beltrame, Città Sport Vicenza. Alla 3 Nicola Menegatti, Fortunae Nuoto. In corsia 4 per Ferrara Nuoto, specialista delle gare a farfalla e doppia esperienza in Common Cup 2018-2019, Ettore Nanetti. Alla 5 Samuele Ostanello, Idros. Corsia numero 6 Larbi Giacomini, Ginnasium Pordenone. Alla 7 Francesco Esposito, Nuoto Gemonese. Corsia 8 Cristian Ardemagni, Sporting Lodi. Partita questa finale, record dell'anno scorso, Cristian Ferraro 51 e 78. Ettore Nanetti, corsia 4 al miglior tempo in batteria, ha un migliore stagionale ottenuto agli assoluti allo stadio del nuoto di Riccione 53 e 26, era il 14 di novembre. Corsia numero 6 e Larbi Giacomini che ci prova un po' come ieri sulla doppia distanza, si prende lui il passaggio, ma ora è tutt'altra storia nella seconda parte perché Nanetti viene fuori, è come se viene fuori ad affiancare di fatto Giacomini e mettersi così nella ultima subacquea. Si forma il terzetto là davanti e quindi arrivo in volata anche per questa finale maschile. Giacomini, Ostanello e Nanetti, siamo al tocco in allungo, attenzione al finale ed è Samuele Ostanello che passa a 54 e 64, quindi ancora un'altra vittoria per lui. Per 8 centesimi si inchina Larbi Giacomini a 54 e 72 e altri 3 centesimi dividono Ettore Nanetti che con 54 e 75 porta a casa la terza posizione. E quindi ragazzi, liberate pure la vasca, belle finali queste della farfalla uno dietro l'altra ed è giusto allora andare in zona podio per consegnare i premi a questi atleti che hanno appena nuotato la farfalla. Invitiamo
anche Roberto Cognonato e Angelo Paganin raggiungere per cortesia la zona premiazioni insieme alle atlete e agli atleti che devono essere premiati. Grazie. E allora per questo blocco di premiazioni consegnano medaglie e premi Roberto Cognonato, presidente del Comitato Regionale Veneto, accompagnato da Angelo Paganin, presidente della società Onda Blu, nonché componente del Consiglio del Comitato Regionale Veneto. Cerimonia di premiazione dei 100 farfalla ragazze. Al terzo posto medaglia di bronzo per Montebelluna nuoto Anita Sfoggia. Al secondo posto medaglia d'argento per Idros Oderzo Linda Vendramini. E primo posto, medaglia d'oro e vincitrice per Triestina nuoto col tempo di 1:5:15 Giada Cattarini. Cerimonia di premiazione dei 100 farfalla ragazzi maschi 2011. Al terzo posto medaglia di bronzo per Futura Club Prato Nicolò Barni. Secondo posto medaglia d'argento per Notto di nuoto 74 Simone Canschingi. E al primo posto medaglia d'oro e vittoria per Onda Blu col tempo di 60:74 Mattia Colla. Cerimonia di premiazione 100 farfalla ragazzi 2009-2010. Al terzo posto medaglia di bronzo per SC Nuoto Niccolò Capellini. Posizione numero 2, a lui la medaglia d'argento per l'Idros Edoardo Dall'Acqua. E gradino centrale del podio, il primo, il più alto per Triestina nuoto, vittoria 58:19 Giovanni Mania. Cerimonia di premiazione
dei 100 farfalla junior femmine. Al terzo posto medaglia di bronzo, anzi mi correggo perché qua è pari merito e doppia medaglia d'argento per Wisp Bologna e Montebelluna Nuoto, Giulia Magrin, Martina Tarici. E primo posto, medaglia d'oro e vincitrice per Rarinantes Venezia col tempo di 1:4:55, Alissa Ongaro. Cerimonia di premiazione dei 100 farfalla junior maschi. Al terzo posto medaglia di bronzo per Onda Blu, Davide Talpan. Seconda posizione argento per Rarinantes Venezia, Davide Masut. E al primo posto medaglia d'oro vittoria per Notto di Nuoto 74 col tempo di 55:77, Federico Tormena. Cerimonia di premiazione 100 farfalla a salute femmine. Al terzo posto la medaglia di bronzo per Gymnasium Pordenone, Letizia Facca. Al secondo posto medaglia d'argento per Montebelluna Nuoto, Alice Groppo. E al primo posto medaglia d'oro vincitrice per Nottoli Nuoto 74, un decimo a fare la differenza, 1:1:94 il suo tempo, Giada Piccoli. cerimonia di premiazione dei 100 farfalla assoluti maschi. Al terzo posto la medaglia di bronzo per Ferrara Nuoto, Ettore Nanetti. Secondo posto medaglia d'argento Gymnasium Pordenone, Larbi Giacomini. E al primo posto medaglia d'oro vittoria per Idros con 54,64, Samuele Ostanello.
Questa era l'ultima premiazione della farfalla. Ringraziamo Roberto Cognonato, presidente del Comitato Regionale Veneto. Ringraziamo Angelo Paganin, presidente Onda Blu e componente del Comitato Regionale Veneto. E dunque, come da tradizione, come ogni anno, adesso abbiamo un momento speciale ed importante del Memorial Chiara Giavi. È la cerimonia della consegna delle borse di studio e quindi lascio parola e microfono a Liliana in piano vasca. A nome del Comitato Chiara Giavi vi porgo un caloroso saluto e il più cordiale benvenuto a questa manifestazione che quest'anno giunge alla 25esima edizione. Un grazie di cuore a tutti voi per la vostra presenza e a tutte le società, molte delle quali ci seguono fin dalla prima edizione di questo Memorial. Un caloroso ringraziamento desideriamo rivolgere alle istituzioni, agli enti, ai privati cittadini, il cui sostegno ci consente di mantenere viva l'iniziativa delle borse di studio in memoria di Chiara. Al termine di questa 25esima edizione saranno ben 91 quelle assegnate e questo è motivo per noi di piena soddisfazione e di grande orgoglio. Come sempre, il Comitato, nella sua valutazione, per quanto riguarda i risultati scolastici, si è attenuto alle certificazioni fornite dalle scuole frequentate dai concorrenti, mentre per quanto riguarda i risultati sportivi ha preso atto di quanto dichiarato dalle società di appartenenza degli atleti, privilegiando l'attività svolta nell'ambito delle federazioni ufficiali riconosciute dal CONI. Diversi i concorrenti, atleti, studenti che hanno ottenuto risultati positivi sia nello sport che nello studio, in particolare nell'anno scolastico e nella stagione sportiva 2023-2024. Numerosi gli sport da loro praticati: ginnastica artistica, pallavolo, pallacanestro, calcio, nuoto artistico, sci alpinismo, sci di fondo e ski roll, tiro con l'arco, equitazione, pattinaggio artistico a rotelle, karate, rugby, calcio a 5, atletica leggera. E sono Liceo Scientifico Primo Levi, Istituto Tecnico Einaudi Scarpa e il Liceo delle Scienze Umane Angela Veronese le scuole rappresentate. A tutti i concorrenti giungano il ringraziamento del Comitato Chiara Giavi e l'apprezzamento per l'impegno e la serietà con cui affrontano lo studio e l'attività sportiva, insieme al più sincero augurio per la loro attività e la loro vita. Augurio che desideriamo far a loro giungere con un caloroso ed affettuoso applauso. Come sempre impegnativo il compito del Comitato Chiara Giavi, che ha deciso di assegnare per questa 25esima edizione 3 borse di studio, i cui vincitori ora andremo a presentarvi. Due atlete studenti verranno chiamate assieme in quanto appartengono alla stessa società ed hanno un percorso agonistico analogo e sono Chanel Andrighetti, che viene rappresentata qui dal papà perché è impegnata in una selezione con la nazionale giovanile. Chanel Andrighetti è accompagnata in rappresentanza della società sportiva dal presidente Montebelluna Nuoto Federico Colbertaldo e in rappresentanza della scuola l'Istituto Tecnico Einaudi Scarpa dal dirigente scolastico professor Massimo Ballon. L'altra atleta che ha il percorso sportivo analogo a quello di Chanel è Agata Merlo,
che è accompagnata sempre dal presidente della Montebelluna Nuoto Federico Colbertaldo e per la scuola dal vicepresidente del Consiglio d'Istituto Carlo Pellizzari, dalle professoresse Katia Ballestrin e Francesca Rende. E c'è qui anche Veronica Bandiera, che è accompagnata in rappresentanza della società sportiva dal tecnico Davide Geronazzo e in rappresentanza della scuola dal vicepresidente del Consiglio d'Istituto Carlo Pellizzari e dalle professoresse Ballestrin e Rende, in quanto frequentano entrambe il liceo Primo Levi. Ed ora vado a presentarle. Chanel Andrighetti è nata il 19 febbraio 2008 a Montebelluna e risiede a Trevignano. Nell'anno scolastico 2023-2024 ha frequentato con ottimi risultati la classe seconda dell'Istituto Tecnico Einaudi Scarpa di Montebelluna e pratica il nuoto artistico con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Montebelluna Nuoto. Agata Merlo è nata l'11 gennaio 2008 a Montebelluna e abita a Trevignano. Nell'anno scolastico 2023-2024 ha frequentato con ottimo profitto la classe seconda del Liceo Scientifico Sportivo Primo Levi di Montebelluna. Anche lei pratica il nuoto artistico con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Montebelluna Nuoto. Sono atlete serie ed impegnate, che hanno sempre conciliato studio e attività sportiva senza alcuna difficoltà. Nella stagione sportiva 23-24 conquistano una medaglia di bronzo nell'esercizio di squadra al campionato italiano invernale juniores. Si classificano al quarto posto sempre nell'esercizio di squadra al campionato italiano invernale assoluto. Conquistano inoltre una medaglia d'oro nell'esercizio acrobatic routine ed una di bronzo nell'esercizio di squadra al campionato italiano primaverile juniores. In questo stesso campionato Agata Merlo conquista un'ulteriore medaglia di bronzo nell'esercizio di doppio. Si classificano entrambi inoltre al quarto posto nell'acrobatic routine, nel duo mix e nella squadra ai campionati italiani assoluti estivi. Chanel Andrighetti e Agata Merlo. Veronica Bandiera. Veronica Bandiera è nata il 17 novembre 2009 a Castelfranco Veneto ed abita a Maser. Nell'anno scolastico 23-24 ha frequentato con ottimi risultati la classe prima del Liceo Scientifico Primo Levi di Montebelluna. Pratica lo sci alpinismo con lo Ski Alp Valdobbiadene. Nella stagione sportiva 2023-2024, oltre alle innumerevoli vittorie ottenute a livello regionale, conquista a livello nazionale la medaglia d'argento ai campionati italiani assoluti Vertical. È ancora argento alla Coppa Italia Vertical. Conquista poi la medaglia di bronzo nella Coppa Italia Individual ed è ancora medaglia di bronzo nella Coppa Italia Sprint. Si classifica infine al quinto posto nei campionati italiani assoluti individuale. Veronica Bandiera. Ed ecco, sono Maria Giulia e Rodolfo, i genitori di Chiara, che consegnano le pergamene delle borse di studio alle 3 vincitrici.
invitiamo anche l'assessore allo sport del comune di Montebelluna, Andrea Marin, e il consigliere di accompagnare questa premiazione e la fotoricordo della consegna delle borse di studio alle vincitrici e tutti anche gli accompagnatori, dirigenti scolastici e insegnanti. C'è posto per tutti nel podio. Perfetto. E allora complimenti ancora ad Chanel Landrighetti, Agata Merlo e Veronica Bandiera per i loro successi. L'augurio di proseguire così nello sport e nella scuola, con i risultati che avete ottenuto finora ed ancora migliori. Adesso. Qualche attimo di pazienza, un attimo per saluto e commiato da parte dell'assessore allo sport e del consigliere comunale, per lasciare poi spazio all'omaggio floreale che ogni anno il gruppo ufficiali gara desidera rivolgere a dare alla Maria Giulia. Sì. Ecco qua. Prego, ecco, il gruppo ufficiali gara desidera offrire a Maria Giulia un omaggio floreale. Come ogni anno, sempre molto gentili. Lasciamo spazio ancora di qualche minuto per le foto di rito. Si conclude questa parentesi della cerimonia di consegna delle borse di studio e io passo il microfono per legare a Edoardo e alle colleghe speaker. You're beautiful, davvero, sempre un momento speciale, toccante. Mi unisco ovviamente ai complimenti alle ragazze, in bocca al lupo e buon proseguimento di stagione e scolastica e sportiva, ma come è giusto che sia è tempo di tornare alle gare perché ci sono altre finali e altre medaglie da assegnare, quindi piano vasca riallestito con le sedie dietro i blocchi, le ragazze già le vedo pronte laggiù e allora venite pure, le chiamiamo finale dei 100 d'orso ragazze femmine.
In corsia numero 1 Anna Maria Bostan, Arca Team. In corsia numero 2 Benedetta Fruglio, Idros. Alla 3 parte Gaia Bilancioni, Polisportiva Riccione. In corsia 4 Allegra Brugnoli, Idros. Alla 5 Matilde Ciganotto, Padova Nuoto. Alla 6 Asia Nicolini, Triestina Nuoto. Corsia 7 Greta Puiatti, Arca Team. Alla 8 Vittoria Danieli, Montebelluna Nuoto. E allora si riprende con il giro delle finali, abbiamo i 100 dorso ragazze, il record MCG è di Anna Porcari 2020 1, 3 e 15. Allegra Brugnoli in corsia numero 4 1,6,94 in batteria a guadagnarsi la corsia migliore, quella con il 4. Adesso al passaggio dei 50 metri ancora abbastanza compatto il gruppo nelle posizioni di vertice, appaiate alla 6 Asia Nicolini con 32,64 su Matilde Ciganotto 32,70. Allegra Brugnoli anche sotto i 33 secondi, ultima virata, ultima sub. E quindi si riemerge, si risale in superficie per questa parte finale, le ultime stille di energia, ancora Asia Nicolini, triestina in ottima posizione, ultima bracciata a lungo sulla piastra, 1.06 e 21 il suo riferimento cronometrico ufficioso. Allegra Brugnoli 1.679, Gaia Bilancioni 1.0721. Liberate la vasca ragazze, noi andiamo avanti con i 100 dorso ragazzi maschi 2K11. Corsia numero 1 Davide Breda, centronuoto Levandie. Alla 2 c'è Mattia Oteri, Ginnasio Pordenone. Corsia numero 3 Gianmarco Carraro, Idros. Corsia 4 e miglior tempo in batteria Mattia Donà, Sportivamente Belluno. Corsia numero 5 Pietro Tecchio, Team Veneto. Alla 6 parte Giovanni Fabris, Centro Nuoto Cittadella. Alla 7 Diego Sensoli, Sauro Nuoto Team. E chiude in corsia 8 Leonardo Giusti, Futura Club Prato. Partita questa finale 2011, sotto l'1-3 questa mattina Mattia Donà e Pietro Tecchio, rispettivamente corsia 4 e 5 per Sportivamente Belluno e Team Veneto. Sono loro due a formare la punta della freccia al centro della vasca, appaiati al passaggio, corsia 5 davanti Pietro direi su Mattia e quindi terzo 25 metri in corso, dietro la battaglia per la terza posizione con Mattia Oteri piazzato bene in corsia numero 2. Siamo da questo lato per l'ultima vasca e testa a testa centrale, sorpassi e contro sorpassi, Mattia Donà Sportivamente Belluno, Pietro Tecchio del Team Veneto e direi Mattia Donà
esatto, 1:01 e 94 su Pietro Tecchio, 1:02,19, quindi Giovanni Fabris 1:02,44 in sesta corsia, vale la posizione numero 3. Proseguiamo, abbiamo adesso i 100 dorso 2009-2010. Apre in corsia 1 Riccardo Laurenti, Rarinantes Venezia. Corsia numero 2 Marco Ceschin, Notto di nuoto 74. Alla 3 David Dallalana, Montebelluna Nuoto. Corsia 4 Nicolò Cappellini, SC Nuoto. Alla 5 Lorenzo Bertolo, Arca Team. Alla 6 c'è Gabriele Marchesin, Centro Nuoto Le Mandie. In corsia 7 Francesco Stella, Nottoli Nuoto 74. In corsia numero 8 per Triestina Nuoto Leonardo Salera. In acqua questa finale della categoria ragazzi, il record dell'anno scorso, Andrea Zanin 56,99. Nicolò Cappellini in corsia 4 per SC Nuoto 58,63 nelle eliminatorie della mattina. Come sempre ai 50 metri abbiamo maggiori informazioni per capire come va la situazione. 28,37 Bertolo su Cappellini, 28,39 sono 2 centesimi il distacco, e altrettanto ai 75 metri, molto più lunga la subacquea al centro della vasca di Nicolò Cappellini, SC Nuoto, e siamo alla conclusione e se la giudica in allungo. Vediamo in corsia numero 5 Lorenzo Bertolo per 2 centesimi, 58,39 Nicolò Cappellini, ottima quarta subacquea ma non basta, secondo a 58,41 David Dallalana, si prende la posizione 3, 59,14. 3 finali della categoria ragazzi completate, abbiamo le prossime in arrivo. 100 dorso junior femmine. In corsia 1 parte Denise Kienzel, Sport Club Meran. Alla 2 Siria Somavilla, Nottoli Nuoto 74. In corsia numero 3 Maria Basso, Idros. Alla 4 Vittoria Palmucci, Sauro Nuoto Team. Corsia numero 5 per Montebelluna, Sofì Gottardo. Alla 6 Aurora Riva, Idros. Corsia 7 parte Ginevra Zambon, Gymnasium Pordenone. Alla 8 Martina Maxuti, Sporting Lodi.
Partita quest'altra finale riservata alla categoria junior, il record edizione 2020, Giada Gorlier 1-1 e 0-8. Vittoria Palmucci di Sauro in corsia numero 4, Marche, Sofì Gottardo, Montebelluna, Veneto in corsia numero 5, Aurora Riva in corsia numero 6, Idros, Veneto in vantaggio. Dopo le prime due vasche ai metri 50, più forte sotto in subacquea, Sofì Gottardo che subito va a rimettere la testa davanti e a presentarsi al comando ai 75 metri, fa letteralmente la differenza nel terzo 25 e allunga ulteriormente sotto il tifo della curva dei compagni di squadra. È Sofì Gottardo, Montebelluna Nuoto a vincere la finale junior 1-0-4 e 55. Maria Basso 1.567, Aurora Riva 1.0596. E quindi rimaniamo sulla categoria junior, è il turno della finale maschile. In corsia 1 Filippo Allegretto, Idros. Alla 2 Federico Tormena, Nottoli Nuoto 74. In corsia numero 3 Giorgio Bagnato, Città Sport Vicenza. Alla 4 Giacomo Aureli, Sauro Nuoto. In corsia 5 per il Nottoli Nuoto 74, tripla medaglia di bronzo giovanile nello stile libero e già vittoria in Comen Cup Limassol, Andrea Zanin. In corsia numero 6 Ruben Zammattio, Ginnasium Pordenone. Corsia 7 parte Matteo Foresto, Idros. Alla 8 Daniel Mantellato, San Vito Nuoto. Partita allora la finale della categoria junior, il record della manifestazione di Marco Deano del 2018, 5-5-5-5. Giacomo Aureli il miglior tempo 58,21 in batteria, Andrea Zanin del Nottoli in corsia numero 5 al record della categoria ragazzi dell'anno scorso al primo anno junior, quest'anno già ieri super 200 stile libero a 1,48 basso per lui, atleta capace di vincere 3 medaglie di bronzo sui 100 e 200 stile libero tra Riccione e Roma e già nazionale giovanile. Altro dominio, altra vittoria netta e per distacco, aggiunge anche i 100 d'orso alla sua collezione qui di Montebelluna. Andrea Zanin 55,97 per 4 decimi. Il record non arriva un'altra gran bella prestazione. Federico Tormena 57,46, Giacomo Aureli 58,37 per la terza posizione. Andiamo avanti, prossima finale in arrivo, 100 d'orso assolute. Annabel Wild, Sport Club Mera. Corsia numero 2 Letizia Facca, Ginnasium Pordenone. Alla 3 Eva Dallaglio, Triestina Nuoto. Corsia numero 4 Margherita Serafin, Nottoli Nuoto 74. Alla 6 Sara Flavia Stream, Idros.
Abbiamo però anche in corsia numero 5 Sara Dal Fabbro, Arca Team. Alla 6 abbiamo detto Sara Flavia Strimb, corsia 7 Caterina Taucher, Notto di nuoto 74 e in corsia 8 Alice Michelin, centro nuoto Le Bandie. Finale assoluta femminile in acqua, record di Margherita Panziera 59-58. Corsia 4 c'è Margherita Serafin del Notto di nuoto 74, anche per lei nazionale giovanile, era il 2021, era la Serbia di Belgrado in Komen Cup. Quindi esperienze internazionali e medaglie giovanili per Margherita nelle prove del dorso e dello stile libero, a far valere la sua superiorità come è accaduto con Zanin nella finale precedente. Anche in questa di fatto non c'è storia, 28-77 in apertura, chiuso il discorso titolo a doppia mandata. Si tratta solo di andare a capire il tempo e il riferimento cronometrico per una grandissima Margherita Serafin che domina e ferma il tempo. Vediamo sotto il minuto 59,99 a 4 decimi dal record di Margherita Panziera. 59,99 quindi per Marghe su Caterina, 1,2,58, Sara Flavia Strimb 1,3,96, terza classificata. E io come sempre quando manca una finale a fine blocco vi ricordo, ragazzi, delle premiazioni della zona podio. Chiamiamo i 100 dorso maschili. Alla 1 Andrea Tanzi, Ginnasium Pordenone. Corsia numero 2 Cristian Ardevagni, Sporting Lodi. Alla 3 Elia Rigolon, Città Sport Vicenza. Corsia 4 Florian Lex, Sport Club Meran. Alla 5 Cristian Masut, Rarinantes Venezia. Corsia numero 6 Jacopo Ceruti, Project Sport. Alla 7 Mark Rebula, Triestina Nuoto. Corsia 8 Filippo Furlan, Segat, Idros. Ultima finale per quanto riguarda i 100 dorso, il primato è di Robert Bogar 53-64, Florian Lex in corsia centrale questa mattina 57-45 per Sport Club Meran, società del Alto Adige, 27-54 su Cristian Masut, 28-31, Elia Rigolon 28,89, Andrea Tanzi 28,98, Jacopo Ceruti 28,98. Là davanti va ad incrementare il margine Florian Lex, altra vittoria dominata, vediamo il tempo. 56-51 Florian Lex, quindi in attesa degli altri riferimenti, pari merito al secondo posto Elia Rigolon, Cristian Masut
59-18. E allora rifiatiamo un attimo dalla vasca, continuiamo l'alternanza con la zona podio. È tempo nuovamente di consegnare medaglie e premi. Invitiamo anche al podio Andrea Marin e Daniele Pincin per questo blocco relativo al dorso. E allora ci spostiamo in zona podio a consegnare le medaglie. Andrea Marin, assessore allo sport del comune di Montebelluna, accompagnato da Daniele Pincin, consigliere comunale. Cerimonia di premiazione 100 dorso ragazze. Al terzo posto, medaglia di bronzo per Polisportiva Riccione, Gaia Bilancioni. Secondo posto, medaglia d'argento per Idros Allegra Brugnoli. E prima classificata, medaglia d'oro per Triestina Nuoto col tempo di 1:06:21. Asia Nicolini. Intanto tesserino di Francesco Stella, Nottoli, postazione Francesco Stella. La caccia di Asia, forse in vaschetta, scioglimento, non ce l'abbiamo mi dicono, ma avremo modo comunque di consegnarle il suo premio e la sua medaglia. Mi dicono di andare pure avanti, quindi queste le foto con Allegra e Gaia. Prossima premiazione, quella dei 100 dorso ragazzi maschi nati 2011. Al terzo posto, medaglia di bronzo per Gymnasium Pordenone, Mattia Oteri. Posizione numero 2, medaglia d'argento al Team Veneto, Pietro Tecchio. Primo posto, medaglia d'oro e vincitore per Sportivamente Belluno con 1:1:94, Mattia Dona. Cerimonia di premiazione dei 100 dorso ragazzi. Al terzo posto la medaglia di bronzo per Montebelluna Nuoto, David Dallalana. Al secondo posto per SC Nuoto, Cappellini Nicolò. E primo classificato, medaglia d'oro e vittoria per Arca Team con 58:39, Lorenzo Bertolo.
Cerimonia di premiazione dei 100 torso junior femmine. Al terzo posto medaglia di bronzo per l'Hydros Aurora Riva. Al secondo posto per Hydros Oderzo Maria Basso. E prima e vincitrice medaglia d'oro per Montebelluna nuoto con 1,4,55 Sofì Gottardo. Prossima premiazione, quella dei 100 dorso junior maschi. Al terzo posto e bronzo per Vissauro Nuoto Team Giacomo Aureli. Al secondo posto per Nottoli Nuoto 74 Federico Tormena. E prima posizione, medaglia d'oro e vittoria per il Nottoli Nuoto 74 55-97 Andrea Zanin. Premiazione 100 dorso a salute femmine, terza e bronzo per l'Hydros Sara Flavia Strimb. Al secondo posto per Nottoli Nuoto 74 Caterina Taucer. E prima classificata medaglia d'oro per Nottoli Nuoto 74 59-9-9 Margherita Serafin. Cerimonia di premiazione dei 100 dorso assoluti maschi. Alla seconda posizione è medaglia d'argento insieme pari merito per Città Sport Vicenza e Rarinantes Venezia, Elia Rigolon, Christian Masut. In prima posizione con 00, 56 e 51 per Sport Club Meran, Lex Florian. Hashtag 00, questa era l'ultima premiazione del blocco dorso, possiamo riallestire il piano vasca con le sedie perché il prossimo blocco è in arrivo e la distanza è quella dei 2-0-0 Rana, categoria ragazze!
In corsia numero 1, Azzurra Archiuti Siri, nuoto Azzurra. In corsia 2 per l'Hydros, Rebecca Bacchion. Alla 3, Marta Amadore Arca Team. Corsia numero 4 per la Triestina Nuoto, la campionessa italiana giovanile del 2011 dei 100 e 200 rana, Ilenia Rummolo. In corsia numero 5, Diletta Gatto Montebelluna Nuoto. Corsia 6 parte Ginevra Vittoria Basso, Rarinantes Venezia. Alla 7, Benedetta Frulio Hydros. Corsia 8 Anna Carla Sara, Città Sport Vicenza. In acqua la finale ragazze femmine, il record del 2020, Giada Alzetta 2:33 e 87. Chiara favorita in corsia 4 Ilenia Rummolo, Triestina Nuoto, vincitrice del titolo giovanile alla sua prima stagione di categoria allo stadio di Riccione, 100 e 200 rana, quindi il secondo anno della categoria ragazze quest'anno e va a presentarsi in testa dopo le prime due vasche, passaggio ai 50 metri, 35,60, Diletta Gatto 36,49, Marta Amadore 37,17. Ci avviciniamo quindi ai 100 metri. Passaggio di metà gara, 1:15,10, 39,50 il suo secondo tratto. Diletta Gatto 40,69, Marta Amadore 40,81. Chi fa i 200 lo sa bene, il terzo tratto sempre quello importante, chiave e fondamentale, fa letteralmente il vuoto Ilenia, dietro sempre Diletta in 5 e Marta in corsia numero 3. Vediamo adesso 39,76, ancora sotto i 40 secondi. Diletta Gatto 42,32, Marta Amadore 41,99. E si conclude quindi questa prima finale dei 200 rana, vittoria nettissima per Ilenia Rummolo, Triestina Nuoto, dietro lotta per la seconda posizione. Ma intanto Ilenia Rummolo 2:35,46, vediamo per la seconda piazza in corsia 3 Marta Amadore 2:42,82, Diletta Gatto 2:43,45. Andiamo avanti e chiamiamo la prossima finale, 200 rana 2011. In corsia 1 Oliver Giovini, Triestina Nuoto. Alla 2, Stefano Ortolani, Ginnasium Pordenone. In corsia numero 3 Nicola Galic, Olimp. Alla
Alla 4 Andrea Pasquali, Rarinantes Venezia. Corsia 5 Nicolò Eiki Cecilian, Rarinantes Venezia. Alla 6 Riccardo Lula, Idros. Corsia 7 Alberto Paoli, Futura Club Prato. Alla 8 Martin Dinca, Onda Blu. Nuova finale in acqua, ragazzi, primo anno 2011, in batteria al miglior tempo, corsia 4, Andrea Pasquali, Rarinantes Venezia con 2:41.16. (34,93) per Nicolò Eiki Cecilian su Andrea Pasquali, 35,33 Alberto Paoli, 36,11. Quattro decimi il vantaggio di Nicolò e 50. Atleti che si avvicinano di nuovo alla testata principale per la prossima virata a 100 metri. Uno 14,55 per Nicolò Eiki Cecilian, che mantiene il vantaggio, guadagna altri 2 decimi su Andrea Pasquali, 1,15,16. A inizio quindi la seconda parte di gara. Vediamo ancora una volta come cambia la situazione, come si aggiorna il distacco a 2 vasche dal termine. Cecilian 41,23, Pasquali 41,37, distacco sale a 0,75. Riccardo Lula, corsia 6, in terza posizione. E siamo alla conclusione di questa finale 200 Rana 2011. Nicolò Eiki Cecilian, vediamo se rimane davanti in allungo, sì, 2:36,56, Andrea Pasquali 2:36,72, Riccardo Lula 2:41,23. E quindi andiamo avanti con la prossima finale, 200 Rana ragazzi, secondo e terzo anno. base Nicolò Triestina Nuoto. Corsia numero 2 Ettore Carletti, Montebelluna Nuoto. Alla 3 Lorenzo Battaglia, Rarinantes Venezia. Corsia 4 Francesco Stella, Nottoli Nuoto 74. Alla 5 Alessandro Bellet, Ginnasium Pordenone. Corsia 6 Pietro Schiavinato, Montebelluna Nuoto. Alla 7 Carlo Genovese, Idros. Corsia 8 Filippo Martignago, Antares Nuoto.
Ragazzi, massimo silenzio in fase di partenza, per cortesia, in fase di partenza, massimo silenzio. In acqua i 200 rana ragazzi maschi, record del Memorial, Tobias Valdi 2:19.00. Francesco Stella, corsia 4, miglior tempo in batteria 2:28.36. Corsia 3 Lorenzo Battaglia, Rarinantes Venezia in vantaggio. (33.05) il suo passaggio. Filippo Martignago, Ettore Carletti secondi, 33.61. In arrivo la virata 4, 100 metri e metà gara. Lorenzo Battaglia continua a guidare il gruppo con la sua cuffia scura in corsia 3, 1:09.84. 36.79 il secondo tratto. Ettore Carletti 1:11.04. Iniziata la rimonta di Francesco Stella, che ha ridotto tantissimo il gap e forse addirittura va a mettersi in testa ai 150 metri. E direi che passa il portacolori del Nottoli con 36.80 al terzo 50 metri. E siamo quindi alla conclusione, troppo più veloce nella seconda parte di gara, si distende Francesco Stella e si va a prendere il titolo dei due rana maschili, 2:25.19. Esultanza per lui con la curva e il suo team per questa bella prestazione che vale il titolo ragazzi su Ettore Carletti 2:26.15, Alessandro Bellet 2:27.33. E allora giriamo la pagina dopo la categoria ragazzi Leggo Juniores 200 rana femminili. Allora attenzione un attimo prima di presentare, perché c'è una squalifica nella finale ragazzi appena conclusa. L'atleta alla corsia 3, Lorenzo Battaglia, Rarinantes Venezia, è stato squalificato. Presentiamo quindi le finaliste junior femmine. In corsia 1 Maddalena Maglia, Centronuoto Cittadella. Corsia numero 2 Letizia Graziotto, Montebelluna Nuoto. Alla 3 Rachele Casagrande, Rarinantes Venezia. Corsia numero 4 per Team Legnano Nuoto, doppia medaglia d'argento nella rana ai criteri a 20-24, Gloria Tenaro. Alla 5 Veronica Pezzolesi, Fanum Fortunae. Corsia numero 6 parte Emma Pergolis, Triestina Nuoto. Alla 7 Veronica Kopinska, UIS Bologna. Corsia 8 Emma Monticco, Padova Nuoto.
Partita alla finale della categoria junior, il record del 2020 Angelica Ferrara 2:32:27. Corsia 4 Gloria Denaro dalla Lombardia, team Legnano Nuoto, 2 medaglie d'argento nei 100 e 200 rana per l'anno 2010 ai Criteria di Riccioli. 35-40 per Gloria, in vantaggio fin da subito, fin dai primi 50. Letizia Graziotto 36,08, Rachele Casagrande 36,23. ...100 metri raggiunti, bandierina a metà gara per Gloria 1:15,7, 39,67 secondo tratto. Veronica Pezzolesi 40,35, Letizia Graziotto 40,89. Non c'è battaglia per il titolo, favorita e si conferma tale sul campo Gloria Denaro, ancora con un gran bel vantaggio. Veronica Pezzolesi insegue stabile alla posizione numero 2. Letizia Graziotto sempre terza, Rachele Casagrande in quarta posizione. E si conclude quindi la finale junior femmine. Gloria Denaro alla 4, Veronica Pezzolesi alla 5, 2:37,10. Veronica 2:37,62, Letizia Graziotto 2:40,72. Allora attenzione, perché c'è squalifica in questa finale junior appena conclusa. L'atleta in corsia 1, Maddalena Mallia, centro nuoto Cittadella, è stata squalificata. Quindi ragazze, liberate pure la vasca e noi chiamiamo i 200 rana junior maschi. Alla 1 Matteo Bonora, Città Sport Vicenza. Sia numero 2 Ruben Zammattio, Gymnasium Pordenone. Alla 3 Pietro Martin, Gymnasium Pordenone. Corsia 4 Federico Bonsignore, Team Legnano Nuoto. Alla 5 Alberto Girotto, Montevelluna Nuoto. Corsia 6 Damiano Cappellazzo, Idros Oderzo. Corsia 7 Alessandro Minello, Idros Oderzo. Corsia 8 per Città Sport Vicenza, Giovanni Vivoda. Partita questa finale junior, il record del 2019 Edoardo Bressan 2:15,35. Miglior tempo in batteria Federico Bonsignore, Team Legnano Nuoto 2:26,06.
atleta del 2008, quindi primo anno junior. Pietro Martin in vantaggio al 50, 31,78. Alberto Girotto 31,91, a soli 13 centesimi. Vediamo ai 100 metri, ancora la coppia di testa Martin Girotto. Pietro 1,708, 35,30 il secondo 50, Alberto Girotto 35,44. Pietro Martin in corsia numero 3, ancora è là davanti, ma tutt'altro che chiuso il discorso vittoria, solo 24 centesimi il distacco. E quindi si fa interessante la situazione per questa finale junior maschi. Sono in 4 a potersela giocare nelle corsie al centro. Attenzione anche a Cappellazzo in corsia 6, risale Alberto Girotto in corsia 5. E siamo all'arrivo, corsia 6-5, attenzione al tocco, si allunga Alberto Girotto, 2:20-25, Montebelluna nuoto. Damiano Cappellazzo sale al secondo posto, 2:20-46, Federico Bonsignore 2:20-71. E allora andiamo avanti con la prossima finale, sono i 200 rana a salute femmine. Corsia 1, Sofia Lorenzon, Idros Oderzo. Corsia numero 2, Sofia Conte, Idros Oderzo. Alla 3, Alessia Capitanio, Triestina Nuoto. In corsia 4, miglior tempo in batteria per Triestina Nuoto. 4 sono le medaglie complessive giovanili della scorsa stagione sulla rana, nonché già nazionale giovanile nel 2022. Sara Rumolo. Corsia numero 5, Gaia Bartolomeoli, Fanum Fortunae. Corsia 6, parte Vivian Greif, Sport Club Meran. Alla 7, Emma De Iuri, Ginnasium Pordenone. Corsia 8, Stella Gioca, Nottoli Nuoto 74. In acqua la finale a salute, il record 2017, Beatrice Mascotto 2:31,04. In acqua in corsia 4, Sara Rummolo, Triestina, atleta del 2008. La campionessa italiana di categoria estivi nei 100 rana in vasca lunga, ai criteri invece 3 medaglie, titolo sui 50, argento sui 100 metri e poi medagliata anche sulla doppia distanza dei 200, anche qui va ad aprire in vantaggio con la prima vasca
a 34,47, su Vivian Greif 35,23 e Gaia Bartolomeoli 35,32. Poi Alessia Capitanio in corsia 3, eclettica, è in grado di nuotare al meglio un po' tutte le prove e specialità, un passato in nazionale giovanile anche per lei, nonché medagliata in campo giovanile nella gara dei 400 misti e altre. In carriera, in passato, torniamo a concentrarci su ciò che accade qui in vasca con Sara che allunga anche nel secondo tratto, 1:12,39 a metà, Gaia Bartolomeoli 1:15,10 in seconda posizione. Abbiamo detto anche nazionale giovanile, era la Comen Cup 2022 a Limassol, titolo sui 200 rana, argento sui 100 in quella occasione. Quest'anno Sara migliore a Trieste in Coppa Brema il 22 dicembre di 2:28,63. Vediamo quindi ai 150 metri 38,64, 1:51,03 l'intertempo, necessaria una chiusura a 41 centesimo per il record che è 2:31,04. E quindi le ultime energie da spendere per Sara Rumbolo, in linea con il record della manifestazione. Grande prova, si prende la vittoria e famiglia Rumbolo che nella rana si piglia tutte corse, va a vincere dalla corsia 4, 2:31,03 per un centesimo. Si è confermato nuovo record del Memorial Chiara Giavi, 200 rana assolute femmine. Gaia Bartolomeoli 2:35,35, Alessia Capitanio 2:35,83. Chiediamo la conferma alla giuria per cortesia per ufficializzare questa finale. Conferma che arriva, ufficiali, quindi nuovo record 200 rana femminili, Sara Rumbolo. E allora ragazzi, è tempo di ricordarvi ancora una volta di iniziare a portarvi al podio, perché manca solo una gara a chiudere il blocco, sono i 200 rana assoluti maschi. Simone Schiavon, Idros. Corsia numero 2, Riccardo Biscaro, Onda Blu. Alla 3, Alessandro Zoccolan, Triestina Nuoto. Corsia numero 4, il miglior tempo in batteria per Montebelluna Nuoto, Alessandro Borsato. Corsia 5, Lorenzon Castellazze, Vanum Fortune. Corsia numero 6, Andrei Stojanowski, Swimming Club Skopje. Alla 7, Marco Londero, Nuoto Giamonese. E chiude in corsia 8, Marco Fumis, Adria Monfalcone. E allora partita anche questa ultima finale del blocco rana. Corsia centrale, miglior tempo in batteria, Alessandro Borsato, Montebelluna Nuoto. (30:43).
su Lorenzo Castellazzi 31,86. Andrei Stojanowski corsia 6 32,73. Ed ci avviciniamo ai 100 metri, record di questa gara del 2019 di Pierandrea Matteazzi, 2:13,46. Alessandro Borsato 1:6,07 su Lorenzo Castellazzi, 1:8,16. Andrei Stojanowski 1:9,88. Prossima virata sono i 150 metri. Alessandro Borsato, Montebelluna 37,14. Lorenzo Castellazzi, fanno un fortuna in nuoto in seconda posizione con 37,03. E siamo alla conclusione, quindi il punto esclamativo al blocco dei 200 rana lo mette Alessandro Borsato. Altra vittoria di casa per Montebelluna nuoto, 2:20,12. Lorenzo Castellazzi 2:22,74. Andrei Stojanowski 2:26,10. Allora abbiamo completato quindi questo blocco, adesso andiamo al podio per consegnare le medaglie dei 200 rana e quindi l'invito ai tecnici ovviamente premiati e medagliati nei 200 rana a raggiungere la zona del podio. Quindi abbiamo una foto sul podio prima di proseguire con il blocco delle premiazioni. Arrivano richieste di raggiungere la zona del podio per questa bella foto e approfitterei davvero per ringraziare tutto lo staff Montenuoto, Montebelluna Nuoto e tutta la macchina organizzativa di questo evento 25esimo Memoria Chiara Già.
E allora andiamo a consegnare le medaglie. Effettueranno queste premiazioni Dinic Bane, storico allenatore del Montebelluna Nuoto, accompagnato da un grande ex atleta, e non poteva che essere lui a premiare ovviamente i 200 Rana. In carriera 11 titoli italiani assoluti individuali, 2 titoli europei, ma soprattutto pesantissima medaglia di bronzo olimpica ai Giochi di Sydney 2000 nei 200 Rana. Attualmente è il capo allenatore della Triestina Nuoto, Davide Rumolo. Cerimonia di premiazione dei 200 Rana ragazze. Al terzo posto la medaglia di bronzo per Montebelluna Nuoto, Diletta Gatto. E al secondo posto medaglia d'argento per Arca Team, Marta Amadore. E primo posto, medaglia d'oro e vincitrice per Triestina Nuoto con 2:35:46. Davide Rumolo consegna la medaglia d'oro a Ilenia Rumolo. Cerimonia di premiazione dei 200 Rana ragazzi 2011. Al terzo posto medaglia di bronzo per Idros Oderzo, Riccardo Lula. Seconda posizione, medaglia d'argento per Rarinantes Venezia, Andrea Pasquali. E al primo posto, medaglia d'oro e vittoria per Rarinantes Venezia, 2:36:56, Niccolò Eiki Cecilian. Cerimonia di premiazione dei 200 Rana ragazzi 2009-2010. Al terzo posto medaglia di bronzo per Gymnasium Pordenone, Alessandro Bellet. Secondo posto argento per Montebelluna Nuoto, Ettore Carletti. E al primo posto medaglia d'oro per Nottoli Nuoto 74 a 2:25:19, Francesco Stella.
Cerimonia di premiazione dei 200 rana junior femmine. Al terzo posto e bronzo per Montebelluna Nuoto Letizia Graziotto. Secondo posto e medaglia d'argento per Fanum Fortune Nuoto Veronica Pezzolesi. E prima classificata medaglia d'oro e vincitrice per Team Legnano Nuoto 2:37:10 Gloria Denaro. Prossima premiazione, quella dei 200 rana junior maschi. Al terzo posto e bronzo Federico Bonsignore, Team Legnano Nuoto. Secondo classificato argento per l'Idros Damiano Cappellazzo. Primo posto medaglia d'oro e vittoria per Montebelluna Nuoto con 2:20:25 Alberto Girotto. Cerimonia di premiazione 200 rana assolute femmine. Al terzo posto e bronzo per Triestina Nuoto Alessia Capitanio. Seconda classificata e medaglia d'argento per Fanum Fortune Nuoto Gaia Bartolomeoli. E primo posto, medaglia d'oro e vincitrice per Triestina Nuoto con il nuovo record della manifestazione 2:31:03 Sara Rumbolo. Cerimonia di premiazione dei 200 rana assoluti maschi. Al terzo posto, third position and bronze medalist representing Swimming Club Skopje, Andrzej Stojanowski. Al secondo posto la medaglia d'argento per Fanum Fortune Nuoto, Lorenzo Castellazzi. E al primo posto medaglia d'oro e vittoria per Montebelluna Nuoto 2:20:12 Alessandro Borsato. E questa era l'ultima premiazione. Ringraziamo Dinic Bane,
storico allenatore Montebelluna Nuoto. Ringraziamo Davide Rummolo e un grandissimo in bocca al lupo naturalmente alla tua squadra per il proseguimento di questa stagione 2024-2025. Quindi è tempo di gran finale, ragazzi, manca solo un blocco di prove di specialità. E che gara ci aspetta? È quella dei 100 stile libero. Chiamiamo le finaliste ragazze femmine. In corsia 1 Iris Simeoni, centro nuoto Le Bandie. Corsia 2 Zoe Favero, Montebelluna Nuoto. Corsia 3 Anita Sfoggia, Montebelluna Nuoto. Corsia 4 Ginevra Vittoria Basso, Rarinantes Venezia. Corsia 5 Linda Vendramini, Idros. Corsia 6 Aurora Cecchini, Polisportiva Riccione. Corsia 7 Eba Bacin, Team Veneto. Corsia 8 Costanza Beghetto, Team Veneto. Partita questa finale della categoria ragazze, record del 2020 di Moica Marcun, 57,96. Questa mattina Ginevra Vittoria Basso ha piazzato lì un bel 58,71. Vediamo questo pomeriggio, intanto a partire dai 50 metri, 28,22 per lei. Linda Vendramini, Idros, seconda posizione 28,55. 75 metri, ultima virata. Basso alla 4, Vendramini alla 5. Un gran finale per la categoria ragazze. Linda Vendramini, Idros Oderzo in corsia 5, vince in 58,82. 58,82 per il titolo. Anita Sfoggia sale in seconda posizione, 59,44. Ginevra Vittoria Basso, 59,51. Prossima finale sono i 100 stile libero 2011. In corsia 1 parte Francesco Di Donè, centro nuoto Cittadella. Corsia 2 Leonardo Braini, Triestina Nuoto. Alla 3 Mattia Donà, Sportivamente Belluno. Corsia 4 Leonardo Frasson, Rarinantes Adria Monfalcone. Corsia 5 Mattia Colla, Onda Blu. Alla 6 Riccardo Lula, Idros. Corsia 7 Riccardo Mantani, Polisportiva Riccione. Alla 8 Francesca Caronna, Triestina Nuoto. Allora partita la finale del primo anno della categoria ragazzi. Leonardo Frasson
corsia 4, chiaro favorito per quanto fatto vedere nella giornata di ieri. È la volta dei 100 stile libero, passaggio in testa per l'atleta del Friuli Venezia Giulia, 26,36. Mattia Colla, Onda Blu, 26,92. Mattia Donà, 27,00. Ultima virata effettuata e le energie residue da mettere in acqua per andare a prendersi un'altra vittoria. Leonardo Frasson, 54,34. Mattia Colla, Onda Blu, 55,30. Mattia Donà in terza posizione, 56,96. Prossima finale, 100 stile libero, ragazzi, 2009-2010. Numero 1 Nicola Sabadin, Rarinantes Venezia. Corsia 2 Alex Suruk, Idros. Corsia numero 3 David Dallalana, Montebelluna Nuoto. Corsia 4 Edoardo Dall'Acqua, Idros. Alla 5 Alberto Scandiuzzi, Rarinantes Venezia. Corsia 6 Antonio Luzzi, Sport Village. Alla 7 Raul Onteanu, Arcateam. Corsia 8 Tommaso Moro, Centro Nuoto Le Bandie. Partita da finale, ragazzi, secondo il terzo anno. Il record in questa categoria è di Francesco Peron, 50,83. Edoardo Dall'Acqua, Alberto Scandiuzzi, 2 migliori tempi in batteria, con quest'ultimo che apre in vantaggio, 25,05 al 50. Edoardo Dall'Acqua, Idros, 25,51. Alex Suruk, 26,03. Siamo già nel quarto e ultimo 25 di questa finale riservata alla categoria ragazzi. Alberto Scandiuzzi, Rarinantes Venezia, 51,88. Edoardo Dall'Acqua, 52,71. Alex Suruk mantiene la terza posizione, 53,72. Quindi possiamo andare avanti e proseguire con la finale dei 100 stile libero junior femmine. In corsia 1 parte Maria Vittoria Salvi, Vissauro Nuoto Team. Alla 2 Maria De Boni, Città Sport Vicenza. Corsia 3 Anna Simon, Sportivamente Belluno. Alla 4 Elena Savian, Ginnasium Pordenone. Corsia 5 Sofì Gottardo, Montebelluna Nuoto. Corsia numero 6 Alice Giordano, Arcateam. Corsia 7 parte Noemi Conte, Idros. Alla 8 Gemma Sfoggia, Montebelluna Nuoto.
Partita la finale delle junior femmine, il record di Giorgia Biondani 55-0. In corsia 4 Elena Savian, Gymnasium Pordenone. Ritroviamo dopo i 400 sia libero in apertura, 2 medaglie in Common Cup, 2 medaglie ai criteri alla scorsa stagione, in vantaggio con 28,31 a 6 centesimi Anna Simon 28,37. E siamo nell'ultima vasca. Anna Simon alla 3, Elena Savian alla 4, Sofì Gottardo alla 5. 3 atlete, vediamo al tocco 58,34 Elena Savian in corsia 4, Anna Simon 58,44, Sofì Gottardo 58,53. Andiamo avanti, abbiamo adesso i 100 stile libero junior maschi. In corsia 1 Gabriele Marson, San Vito nuoto. Alla 2 Andrea Zanin, Nottoli nuoto 74. Corsia 3 parte Lucas Erhardt, Sport Club Meran. Corsia numero 4 Ivan Sartor, Montebelluna nuoto. In corsia 5 Federico Paoli, Triestina nuoto. Alla 6 Riccardo Crosato, Idros. Corsia 7 Damiano Cappellazzo, Idros. Alla 8 Lorenzo Giannatti, Project Sport. Partita la finale junior, record Francesco Donin 49-26. Ivan Sartor 51-97 in batteria, insomma può accadere di tutto, soprattutto in una gara così breve come quella dei 100 stile libero. Andrea Zanin già l'abbiamo presentato in precedenza, lo stile liberista del Nottoli nuoto che apre in vantaggio in questa gara, 2 volte bronzo, è giovanile, terzo ai criteri in corta e terzo ai categoria estivi in vasca lunga, ancora in vantaggio ai 75 metri e siamo alla conclusione di questa finale junior. Occhio al cronometro, vediamo quanto fa Andrea Zanin, 49,60 a 34 centesimi dal record. Ivan Sartor 50,92, Damiano Cappellazzo 51,52, terzo classificato. Prossima finale sono i 100 stile libero assolute femmine. In corsia 1 Anna Spitaler, Sport Club Meran. Alla 2 Maria Viscardi, Idros. Corsia 3 parte Margherita Serafin, Nottoli nuoto 74. Corsia numero 4 Lavinia Cagnoni, Sport Vicenza. Corsia 5 Giada Piccoli, Nottoli nuoto 74. Alla 6 Alice Groppo, Montebelluna nuoto. Corsia 7 Nicole Polloni, Montebelluna nuoto. Corsia numero 8 Eva Dallaglio, Triestina nuoto.
In acqua l'ultima gara femminile, record di Aglaia Pezzato 54,70. Corsia 4, Lavinia Cagnoni, miglior tempo in batteria. Margherita Serafin e Giada Piccoli, ritroviamo le due velociste del Nottoli a formare la coppia di testa ai 50 metri. Margherita Serafin, corsia numero 3, 26,94, Giada Piccoli 27,10, 75, ultima virata, ultima vasca. Margherita Serafin, corsia 3, Giada Piccoli, corsia numero 5. E se la giudica Margherita Serafin, 56,16 su Giada Piccoli, 56,96. Alice Groppo, 57,14. E allora ci siamo arrivati al gran finale, all'ultima partenza, sono i 100 stile libero uomini. In corsia 1 Enrico Lazzarin, Idros. In corsia numero 2 per Montebelluna Nuoto, Gilberto Sottana. Alla 3 Nicola Menegatti, Panon Fortune. In corsia 4 per Montebelluna Nuoto, miglior tempo in batteria, già medagliato agli assoluti, già nazionale maggiore ai Mediterranean Games, alle Universiadi e soprattutto semifinalista agli Euro di corta sui 50 e 200 Farfalla, Cristian Ferraro. In corsia numero 5 Giacomo Vettoretti, Montebelluna Nuoto. In corsia numero 6 Paolo Dalle Rive, Wisp Bologna. Alla 7 Alessio Sartoretto, Idros. E chiude in corsia 8 Ettore Nanetti, Ferrara Nuoto. Finale assoluta maschile, 100 stile libero. Record è di Klaus Lanzarini, 48,82. Cristian Ferraro in corsia numero 4, insomma specialista della farfalla, nazionale maggiore in gara in questo memorial qui nella prova di chiusura dei 100, affiancato dal compagno di squadra Vettoretti. Completati i primi 50 metri, 24,3, 24,4 i passaggi. Siamo di là ai 75, Ferraro Vettoretti, Vettoretti Ferraro, entrambi della Montebelluna Nuoto. Cristian Ferraro in corsia numero 4 a mettere il punto esclamativo, 50,67 per il titolo su Nicola Menegatti, 51,29, Giacomo Vettoretti 51,47. E con questa finale si conclude la parte delle gare, quindi adesso ci sono le premiazioni conclusive, quindi a partire ovviamente dai 100 stile libero gara individuale, per poi passare alle premiazioni speciali, alla consegna delle coppe per il secondo trofeo Menegon, alla consegna delle migliori prestazioni tecniche nelle varie categorie e alla consegna dei trofei per le prime 3 squadre classificate al Memorial Chiara.
Invito per queste prime premiazioni Ambra Polesel, Rodolfo Giavi al podio, insieme sempre a Dinic Bane, per consegnare le medaglie. E allora ci siamo, andiamo al podio per premiare il 100 stile libero. Consegna le medaglie sempre Dinic Bane, storico allenatore Montebelluna Nuoto, accompagnato da Ambra Polesel, componente del Comitato Regionale Veneto, e Rodolfo Giavi, presidente Monte Nuoto. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero ragazze. Al terzo posto, medaglia di bronzo per Arinantes Venezia, Ginevra Vittoria Basso. Secondo posto, medaglia d'argento per Montebelluna Nuoto, Anita Sfoggia. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per l'Hydros con 58,82, Linda Vendramini. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero ragazzi nati 2011. Al terzo posto e medaglia di bronzo Mattia Donà, sportivamente Belluno. Al secondo posto medaglia d'argento per Onda Blu Mattia Colla. Primo posto medaglia d'oro per Adria Monfalcone col tempo di 54,34 Leonardo Frasson. Allora ragazzi, ricordo ancora che dopo queste premiazioni dei 100 stile ci sarà anche la premiazione del secondo trofeo Menegon, quindi le prime 3 squadre della staffetta di ieri. Invito pertanto gli staffettisti o comunque dei rappresentanti per il Dottoli, Montebelluna e Wisp Bologna a tenersi in zona podio, perché dopo i 100 stile premieremo con le coppe il trofeo Menegon, poi le prestazioni tecniche e poi la classifica Memorial Chiara Gialla. Cerimonia di premiazione 100 stile libero ragazzi, secondo e terzo anno. Terzo posto bronzo per l'Hydros Alex Suruk. Secondo posto argento per l'Hydros Edoardo Dall'Acqua. Primo posto medaglia d'oro per la Ravinantes Venezia 51,88 Alberto Scaviuzzi.
Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero junior femmine. Al terzo posto, medaglia di bronzo per Montebelluna nuoto, Sofì Gottardo. Secondo posto e medaglia d'argento per Sportivamente Belluno, Anna Simon. Primo posto e medaglia d'oro per Ginnasium Pordenone 58 e 34, Elena Savian. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero junior maschi. Al terzo posto, medaglia di bronzo per l'Hydros, Damiano Cappellazzo. Al secondo posto per Montebelluna nuoto, Sartor Ivan. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per Nottoli nuoto 74 col miglior tempo assoluto maschile 49,60, Andrea Zanin. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero assolute femmine. Terza classificata per la Montebelluna nuoto, Alice Groppo. Secondo posto e argento per il Nottoli nuoto 74, Giada Piccoli. E primo posto, medaglia d'oro e vincitrice per il Nottoli nuoto 74 col tempo di 56,16, Margherita Serafin. Cerimonia di premiazione 100 stile libero maschili. Terzo classificato per la Montebelluna nuoto, Giacomo Vettoretti. Al secondo posto la medaglia d'argento per Fanum Fortune nuoto, Nicola Menegatti. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per Montebelluna nuoto con 50,67, Cristian Ferraro. Questa era l'ultima premiazione per il 100 stile libero. Ringraziamo Andra Polesel, componente Comitato Regionale Veneto, Rodolfo Giavi, presidente Montenuoto. Adesso la prossima premiazione, la consegna delle coppe per il secondo trofeo Giovanni Menegon. Quindi la premiazione alle prime 3 squadre della staffetta di ieri, 4x50 stile libero mixed. Consegna le coppe Corrado Menegon, direttore Montenuoto.
al terzo posto con Paolo Dalle Rive, Pietro Cappellari e Agata Bonelli Fuchs e Vittorietta Alexandra Bogdaneci, Circolo Nuoto WISP Bologna. Ci sono dei rappresentanti a ritirare la coppa, li vedo qua alla mia sinistra. Al secondo posto con Cristian Ferraro, Giacomo Vettoretti, Nicole Polloni, Alice Groppo, Montebelluna Nuoto. E società che si aggiudica il secondo trofeo Giovanni Menegon edizione 2025, Nottoli Nuoto 74. Staffetta di ieri con Andrea Zanin, Federico Tormena, Giada Piccoli, Margherita Serafini. Ringraziamo Corrado Menegon, direttore Montenuoto, e adesso invitiamo i due presidenti delle società organizzatrici, per Montenuoto Rodolfo Giavi, per Montebelluna Nuoto Federico Colbertaldo, per la consegna di questi ultimi premi. Abbiamo adesso le migliori prestazioni tecniche e poi appunto la classifica del Memorial Chiara Giallo. Quindi andiamo con ordine. Miglior prestazione tecnica ragazze femmine. Se la giudica per l'Hydros con la gara dei 200 stile libero Linda Vendramini. E per il settore maschile, sempre della categoria ragazzi, ancora 200 stile libero per Rarinantes Venezia, Alberto Scandiuzzi. Ed eccoli insieme quindi sul podio Linda e Alberto, migliori prestazioni tecniche, categoria ragazzi. Prossime premiazioni sono quelle della categoria junior. Per il settore femminile, atleta di Gymnasium Pordenone con la gara dei 400 stile libero, Elena Savian. E per il settore maschile, sempre categoria junior, è il Nottoli Nuoto 74 con i 200 stile libero di ieri, 1:48 e 05, Andrea Zanin. E quindi siamo alla categoria assoluti.
Per il settore femminile ancora il Nottoli Nuoto 74 con la gara dei 100 d'orso di questo pomeriggio, 59,99, Margherita Serafin. E per il settore maschile non credo sia presente, ha gareggiato soltanto ieri, vittoria con la gara dei 100 rana per il Centro Nuoto Torino, nuotato 60,46, è Federico Rizzardi. Non dovrebbe esserci, appunto gareggiato ieri nei misti e nella rana Federico Rizzardi, ma ovviamente lo nominiamo miglior prestazione tecnica assoluta maschile. E quindi siamo arrivati alla fine, all'ultima premiazione, quella delle squadre. Invito i due presidenti, le società organizzatrici per Montenuoto. Abbiamo Rodolfo Giavi, per Montebelluna Nuoto Federico Colbertaldo, alla consegna delle coppe. Ringrazio naturalmente tutte le squadre, tutti i team che hanno preso parte a questo evento da varie regioni d'Italia e non solo, anche dall'estero, ma è tempo di premiare le prime tre della classifica e quindi invitiamo in zona podio terza società classificata con punti 104, Montebelluna Nuoto. La società di casa Montebelluna Nuoto al terzo posto, Memorial Chiara Giavi, edizione 2025. Presente in massa, ovviamente, come è giusto che sia, Montebelluna Nuoto a ritirare il premio come terza società classificata. Non so come faremo a fare spazio poi per la seconda e la prima squadra, ma intanto godetevi il podio al momento, ragazzi. Montebelluna Nuoto, terza classificata. E ringraziamo Montebelluna, facciamo un attimo poi spazio in piano vasca. Sono rimaste due squadre, quindi o l'Hydros o il Nottoli. La seconda ha fatto 120, la prima ha fatto 127, quindi sono 7 punti a fare la differenza. E quindi chiamiamo la società che arriva alla seconda posizione. Secondo posto è per l'Hydros. Hydros Olerzo a ricevere la coppa come seconda società classificata, e quindi chiamiamo la vincitrice a formare un podio tutto nel Veneto. È loro la coppa di primi classificati con 127, Nottoli Nuoto 74.
Noto di nuoto, quindi la società vincitrice, questa l'immagine e la cartolina finale della edizione 25 del Memorial. Come ogni anno ci tengo a spendere un attimo 2 parole, a fare alcuni ringraziamenti a partire dal personale qua giù in piano vasca, il gruppo ufficiali gara della Federazione Italiana Nuoto Regione Veneto, preziosissimo come sempre il loro lavoro, i giudici arbitri Loris Vittoria, Paola Belloni, i giudici di partenza Tommaso De Bortoli, Mirko Antoniol, il coadiutore Francesco Bertola con il prezioso contributo anche del GUG Trentino Alto Adige, e grazie alla squadra dei cronometristi, associazioni di Venezia e Trieste con Enrico Zucchetta alla direzione del servizio e tutti i dottori che si sono alternati in piano vasca. Proseguo col ringraziare il team dello streaming, dirette di gare come ogni anno sul canale YouTube della Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale del Veneto, per proseguire con i ragazzi qui al mio fianco, a partire da Luca, grandissimo DJ perfetto nella scelta musicale, nella diffusione audio in piano vasca, Alessio in piano vasca puntualissimo con la consegna dei dati e materiale, le ragazze magiche Maddalena, Federica come l'anno scorso, anche quest'anno preziosissime, tutto lo staff di Montebelluna Nuoto e Monte Nuoto con Liliana laggiù, Maria Giulia, Rodolfo, il presidente Federico Colbertaldo e tutti i ragazzi a curare ogni dettaglio in prechiamata all'addetto ai concorrenti qua giù in piano vasca, l'elaborazione dei risultati, davvero magica edizione anche quest'anno, un grazie a voi. Per finire il gentile pubblico, i ragazzi, i bimbi e i genitori preziosissimi come sempre nel supporto dei ragazzi, a voi un grandissimo in bocca al lupo per il proseguimento della vostra stagione e buon rientro nelle vostre abitazioni. Buona serata, buona cena e arrivederci al 2026. Grazie Edoardo! Naturalmente le gare proseguono, domani giornata dedicata ai più giovani, al trofeo del Pinguino per la categoria esordienti. Per quanto riguarda il Memorial Chiara Giavi è tutto, grazie ancora e alla prossima. Ci teniamo a ringraziare l'Orso Bruno, il Succoman, ringraziamo Luca Pontin che cerca fidanzata. Ringraziamo la Maria Giulia.
Attenzione,